Abbiamo visto le loro magliette colorate fare il giro della pista mentre festeggiavano felici dopo un pomeriggio di festa. Abbiamo visto la concentrazione sulle loro facce prima dello start. Abbiamo visto giochi, sorrisi e abbracci, l'orgoglio di ricevere una medaglia e la curiosità attendendo le classifiche finali. Quelle che sabato a Palmanova hanno incoronato l'atletica Malignani regina della festa degli esordienti al Trofeo Modena. Ma davvero la coppa finale è stata solo un dettaglio di un quadro dipinto alla perfezione dagli organizzatori della Libertas Friul Palmanova, sapientemente coordinati da Antonio Oblak. Grande merito come al solito agli oltre 100 atleti, alle loro famiglie e agli instancabili allenatori che, nonostante il ponte vacanziero, hanno scelto di esserci e di seguire passo a passo i loro atleti. Si sono sfidate sul lungo le moltissime esordienti 10 presenti, mentre i maschi lanciavano il vortex. E ancora, i 50 metri, una gara sempre spettacolare che riesce a lasciare tutti con il fiato sospeso. Hanno strappato applausi a scena aperta anche gli esordienti ragazzi e i cadetti che si sono cimentati nella marcia, una disciplina non facile ma che Albruseschi si è scelto di valorizzare. E loro, i marciatori, ce l'hanno fatta concludere la distanza prevista sostenuti da un caloroso pubblico. I piccoli ancora una volta si sono cimentati nel gioco atletica, momento bellissimo per gli esordienti 5 che hanno sperimentato l'ebbrezza di lanciare il vortex e di saltare i cuscinoni di gomma piuma. Rimane solo il piccolo rammarico di qualche bambino tra gli esordienti 8 che già era abituato a gareggiare sulle discipline vere lo scorso anno e che preferiva la vecchia formula. Perché erano un po' più da corsa, che correvi e vincevi qualcosa. E mentre a Palmanova ci si prepara per l'atteso meeting del 1 maggio, gli esordienti si danno appuntamento al 25 maggio a Maiano per la terza prova del Trofeo Modena.